Partire? Marco? Allora, siamo qui per iniziare questi 3 incontri di formazione sul tema muoversi in bici sicuri nel Veneto orientale. Il tema di oggi è pianificare per le persone e riqualificare gli spazi urbani. Prima di dare la parola ai 2 tecnici invitati per le relazioni, sono previsti i saluti istituzionali della Presidente della Conferenza dei Sindaci Silvia Susanna, che in questo momento non è disponibile ma ci raggiungerà, e del Sindaco Andrea Cereser di Città di San Donà di Piave, che è il comune capofila dell'attività. Prego, Sindaco di San Donà. Beh, allora intanto anticipo anche il saluto di Silvia, che è Presidente. Per chi diciamo magari incontriamo per la prima volta grazie a questo strumento, è Presidente di una conferenza di 22 comuni nella parte orientale della provincia di Venezia, che da diversi anni, oltre 20, hanno questa abitudine di trovarsi insieme con una certa regolarità e immaginare quali sono i progetti di ambito territoriale su cui vale la pena puntare per diverse motivazioni. Sicuramente perché ci sono delle progettualità che hanno bisogno di fare i conti con i temi della sostenibilità, visto che buona parte del nostro territorio giace sotto il livello del mare, sui temi della mobilità quindi, e da un po' di tempo abbiamo deciso come conferenza di fare un investimento in particolare sulla ciclabilità. Una delle motivazioni l'ho anticipata, e quindi immaginare che il prossimo salto evolutivo della specie umana, quello che ci ha visti già passare dalla trazione animale a quella a motore, ci veda tornare alla trazione che è quella delle nostre gambe per la maggior parte degli spostamenti che dobbiamo fare. L'altro motivo è che le decine di milioni di presenze turistiche che ogni anno diciamo frequentano e caratterizzano la nostra costa possano trovare un elemento che rende ancora più competitiva l'offerta stagionale, non solo per chi si accontenta di stare a rosolarsi al sole, ma per chi vuole combinare questa necessità, questo desiderio con altre forme di esperienza, tra cui appunto anche quella ciclabile. Stiamo cercando anche di intercettare i grandi itinerari sia nazionali sia europei per quelli che fanno l'intera vacanza utilizzando le 2 ruote, quindi la combinazione di tutti questi elementi ci ha portati l'anno scorso a definire un master plan della ciclabilità nella Venezia orientale e quest'anno a fare un passo in più investendo sulla realizzazione di alcuni progetti un po' più maturi, perché possano essere pronti quando si apriranno i famosi cordoni della borsa legati al Recovery Fund, che in buona parte premierà anche il tema della sostenibilità e della mobilità appunto leggera. Siamo convinti che questo sforzo debba combinarsi anche con un investimento culturale che riguarda sia diciamo la dimensione degli amministratori, di chi cioè è scelto dai cittadini con valutazione elettorale, sia da parte del personale che all'interno dei diversi comuni ha a che fare con questi temi. Ora, i comuni che caratterizzano la Venezia orientale hanno dimensioni che vanno dai 40.000 ai 2.000, ma in ogni caso tutti i comuni devono assolvere alle medesime funzioni attribuite dallo Stato ed è chiaro quindi la necessità di poter anche arrivare a specializzare delle figure che operino in un contesto di area sovracomunale a vantaggio di tutto il territorio. Quindi questi 3 incontri, per i quali ringrazio l'ingegner Passigato anche della proposta, dell'idea progettuale e anche del programma che oggi andiamo a diciamo, inaugurare, vogliono costituire un tassello proprio in questa direzione. Volevo anche ringraziare il personale degli uffici che a San Donà, in qualità di comune capofila, stanno dando anche l'assistenza amministrativa perché tutto questo possa realizzarsi, quindi dall'ingegnere Montebovi anche all'assessore Marin e ai collaboratori, e augurare a tutti che possiamo trarre il meglio da queste occasioni che abbiamo di
anche conoscere delle persone nuove che in altre parti d'Italia stanno realizzando delle cose interessanti dalle quali possiamo prendere spunto e al tempo stesso anche dare un contributo. Volevo come ultimo saluto, anzi come ultima informazione di servizio, chiedere all'ingegner Pegoraro se stiamo registrando questi incontri anche per agevolare i sindaci che magari in questo momento sono al lavoro e potranno avere la possibilità poi di recuperare. Confermo, stiamo registrando. Grazie e saluto a tutti. Andrea, non ti sentiamo. Sindaco Cereser, non la sentiamo. Ecco, buona giornata a tutti. Io direi che possiamo cominciare, Marco. Va bene, grazie Sindaco Cereser delle presentazioni. Allora, abbiamo detto una grande progettualità su 22 comuni per individuare grandi itinerari di collegamento con funzione cicloturistica, con funzione anche di godimento e conoscenza del territorio. In particolare in questo periodo sono in corso 30 progettazioni preliminari di piccoli pezzi che però hanno la funzione di collegare con un percorso finale realizzato e unitario circa 70 km della linea superiore dell'ambito del Venezia orientale, per cui da Meolo fino a San Michele al Tagliamento, passando per San Donà di Piave, San Sistino e il Portogruaro e così via. Ecco, però non si tratta solo di costruire grandi itinerari, ma si tratta di costruire in questa logica dei collegamenti tra i comuni principali e i comuni limitrofi, spesso comuni minori. Abbiamo dei comuni che sono in qualche modo il centro perché hanno scuole, perché hanno ospedali, perché hanno uffici principali, ecco, perché sono gli attrattori più grandi del territorio. Ed allora la logica è portare la gente in bicicletta dalle periferie, come si dice, fino alle centralità urbane di questo territorio. Per cui una logica di spostamento ad area vasta per arrivare poi dentro nei quartieri alle mobilità interna. Ecco, allora in questa logica abbiamo organizzato anche sia il corso, per cui muoversi sicuri nel Veneto orientale, ma in particolare oggi parliamo di pianificare per le persone, riqualificare gli spazi urbani. Abbiamo con noi l'ingegnere Francesco Vesani della società Net Mobility di Verona, che ci parlerà progettare per la mobilità per le persone, dai PUMS alle strategie urbane. Ecco, sul territorio vostro il PUMS è in fase di avvio da parte di Città Metropolitana, però al di là di questo è importante capire la strategia del PUMS e Francesco Vesani ce le illustrerà declinando tutti i principi dalla partecipazione al proprio passare alla mobilità per le persone, fino alla mobilità delle persone di area al minore, per cui andare verso le scuole, casa lavoro, tutti gli spostamenti tipicamente urbani, secondo le nuove tendenze della pianificazione e delle realizzazioni di infrastrutture. Ecco, il secondo intervento, architetto Matteo Dondè, libero professionista di Milano, dalle esperienze europee di moderazione del traffico agli interventi urbani per dare strada alle persone, l'importante dell'urbanismo tattico. Ecco, con questa visione Matteo ci illustrerà proprio il pensare agli spazi urbani, ecco, riqualificare gli spazi urbani, non solo le auto, anzi le auto restano un po' in disparte, dare spazio alle persone, dare spazio per muoversi, camminare, pedalare, il piacere di stare negli spazi urbani, per cui proprio riconquistare gli spazi urbani. Ecco, entrambi i docenti di oggi, ma tutti i 6 docenti che partecipano come relatori a questo corso, sono diciamo miei collaboratori a un corso dell'Università di Verona di promozione di mobilità ciclistica, un mini master di 40 ore. Ecco, io chiudo e darei la parola a Francesco Avesani. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Grazie Marco dell'introduzione e condivido lo schermo, giusto? Sì. Confermatemi di vedere correttamente. Bene, grazie. Perfetto. Spero anche la voce si senta bene. Grazie, scusa, ma prima non andava. Grazie.
Ok, ecco niente, quanto tempo ci diamo Marco? Scusa, così mi Allora regolo. sono circa 40 minuti a te, 40 a Ondè, e di conseguenza poi 15 minuti finali per le domande. Potranno essere fatte via chat. Va bene, cercherò di rimanere anche più corto, ma non garantisco. Il titolo del mio intervento lo vedete qui nella slide. È un titolo difficile. Io mi occupo, insomma, quotidianamente di pianificazione e di progettazione anche di progetti di mobilità sostenibile. Tra l'altro è tanto più difficile sapendo che dopo di me parlerà Matteo Dondè, che entusiasma sempre con i suoi interventi che scendono proprio anche nel concreto delle azioni che si possono fare nelle nostre città. Ma invece parlare di pianificazione a volte può sembrare un po' più noioso, ma mi auguro comunque di potervi dare degli spunti e poi di poterne magari poi parlare insieme sulle cose che anche il sindaco ha detto in apertura di questo evento. E le cose di cui vorrei parlare sono queste, fondamentalmente, quindi capire di cosa stiamo parlando quando diciamo che in questo momento c'è una nuova visione europea della pianificazione della mobilità e che noi diciamo è proprio un vero e proprio cambio di paradigma, e entrare un po' nel merito, ma facendo evidentemente per motivi di tempo una carrellata veloce di quali politiche e strategie possiamo mettere in campo per la mobilità sostenibile quando pensiamo ad un progetto organico e integrato della mobilità, e poi chiudere e quindi passare la palla, spero anche virtualmente, a Matteo Dondè su un concetto a me molto caro che è quello della scala umana, cioè, rubando le parole a Jangel, un noto architetto danese, e facendo anche un accenno a quello che sta succedendo oggi con l'emergenza sanitaria del Covid e alle possibilità di sfruttare questa fase per avviare quella che noi chiamiamo la mobilità di transizione verso modelli più sostenibili di città. Quindi entrando nel merito, parto con questa frase, un altro slogan che uso spesso nelle presentazioni, tratto da un'opera di Shakespeare che fondamentalmente, tradotto in italiano, dice: cosa sono le città se non persone? No? Cioè, la cosa che possiamo iniziare a condividere è il fatto di considerare le città non come un insieme di edifici, di infrastrutture, di strade, di servizi, ma come il luogo per eccellenza delle relazioni umane. E quindi i luoghi dove oggi più che mai a livello globale, sappiamo benissimo, no, che la popolazione nelle città, peraltro in tutto il mondo, sta continuando ad aumentare, si avvertono le sfide sociali ed economiche che ci troviamo ad affrontare sempre maggiormente, e dove proprio per questo i conflitti tra la libertà individuali, tra cui ad esempio appunto il diritto a muoversi, e i diritti della collettività, quindi quello ad esempio avere un'aria pulita, la salute, lo spazio, entrano in conflitto perché in città lo spazio spesso è poco o comunque tutte le cose confluiscono lì. In questo, se partiamo da questo concetto, ecco che allora riusciamo a comprendere bene quella che noi abbiamo salutato con grande favore, che è la nuova visione europea della mobilità sostenibile, che ha nello strumento dei PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, il suo strumento principale. E sono davvero interessanti le linee guida europee, uscite ormai qualche anno fa, proprio perché in apertura ci richiedono di fare questo sforzo di immaginazione, cioè non iniziano a parlare di mezzi, di auto, di bici o di trasporto pubblico, chiedono di fare uno sforzo di immaginazione e di immaginarci le nostre città, i nostri territori tra 20 anni. E mettono al centro assolutamente come obiettivo generale, diciamo, della pianificazione della mobilità la qualità della vita e il benessere delle persone. Quindi capite che è proprio quello di cui parlavo prima, cioè è un cambio di paradigma. Sempre di più diventano importanti, lo ripeterò anche nel corso del mio intervento, oltre alle infrastrutture, ai lavori pubblici, ai servizi di trasporto, gli stili di vita, e mettere insieme in qualche modo la visione della mobilità in modo trasversale sulle varie politiche
e farla collimare con altre visioni che vengono da altri settori per modelli di società sostenibili. I PUMS, dopo essere stati introdotti in Europa, qualcuno come noi anche, ad esempio, avevamo già iniziato a farli prima di fatto forse, sono entrati nell'ordinamento italiano con un decreto, mentre eravamo tutti in vacanza ormai di 3 anni fa, il 4 agosto, e sostanzialmente imponeva ad una serie di soggetti, tra cui i comuni con più di 100.000 abitanti, di predisporre il PUMS entro 24 mesi dalla data di conversione in legge del decreto, quindi fondamentalmente in teoria dal 2019 tutti i comuni con più di 100.000 abitanti dovrebbero aver chiuso il PUMS. Il PUMS è un piano strategico, quindi è un piano che alla pari di un piano urbanistico, alla quale sostanzialmente viene equiparato, propone soluzioni e visioni politiche in un orizzonte temporale di 10 anni, andrebbe a seconda, diciamo, delle cose ogni 5 o 2 anni poi revisionato, e prescrive di cercare di perseguire alcuni macro obiettivi obbligatori. In questa mappa, che viene continuamente aggiornata e che potete anche voi andare a consultare autonomamente sul sito dell'osservatorio PUMS, vedete un po' lo stato dell'arte attualmente dei PUMS in Italia, che hanno veramente dato nuova linfa alla pianificazione della mobilità che, ricordiamocelo, era ferma sostanzialmente agli anni 90 con la norma per i piani urbani del traffico, che magari anche molti dei vostri comuni hanno. E quindi è un salto in avanti concettuale e metodologico che ha coinvolto tantissime città in Italia. Ci sono tanti PUMS attualmente in redazione, nel vostro caso lo è sia quello della città di Venezia sia quello di città metropolitana di Venezia, che dovrebbe coinvolgervi. Per dire, attualmente in Veneto solo Spinea ha un PUMS approvato, anche le altre città, Verona, Padova, Verona l'ha adottato in questi giorni, Padova ce l'ha adottato e altre città si stanno muovendo, forse Pordenone, ecco, per ce l'ha approvato. Però è un quadro in divenire che nel giro, insomma, di 1 anno o 2 vedrà moltissime città avere il PUMS. La procedura che viene in qualche modo codificata o suggerita nella norma prevede questi passi. Adesso io non mi ci soffermo, credo diventerebbe noioso, ma voglio solo appunto mettere il focus su quelle che sono i valori, dal mio punto di vista, insomma, del PUMS, i nuovi valori del PUMS. Questo schema, sempre riportato nelle lingue europee, già dà la misura, con questo circolo, di un tipo di pianificazione che è un processo. E questo è importante. Non è un piano che diventa un volume di carta da mettere nel cassetto, ma è un processo che richiede con estrema attenzione di individuare politiche integrate anche, come dicevo, con altri settori, obiettivi chiari, associare a questi degli indicatori e andare a vedere se le azioni proposte vanno a centrare questi obiettivi, quindi monitorare nel tempo e avere eventualmente il coraggio, ecco, dopo l'attuazione di ripartire da capo o comunque di rivedere gli obiettivi e le azioni in funzione di quello che si è raggiunto. Gli obiettivi, come vi dicevo, sono raggruppati in 4 macro aree. Anche qui non stiamo sicuramente a leggerli tutti, sono 17 i macro obiettivi minimi obbligatori. La cosa interessante è che appunto queste macro aree riguardano l'efficienza e l'efficacia del sistema della mobilità, e quindi queste sono cose che bene o male eravamo abituati già a discutere. Poi c'è sostenibilità energetica ed ambientale, e queste sono cose che sicuramente rispetto agli anni 90 per fortuna sono entrate nelle nostre sensibilità, ma non da molto, e non sempre i piani ci dedicano particolare attenzione, quindi c'è tutta questa sfera da considerare. Sicurezza della mobilità stradale, anche questo insomma è una cosa su cui fortunatamente si lavora da tempo, anche raggiungendo risultati importanti in termini di riduzione di morti a livello italiano ed europeo sulle strade. E poi la cosa forse più interessante
neanche più nebulosa, però se vogliamo, proprio perché bisogna metterla in campo rispetto al passato in un modo nuovo, è la sostenibilità socio-economica, e quindi il fatto, appunto, come dicevo, di creare piani alle quali poi seguono programmi. E tradurre un piano in programma significa stanziare delle risorse e spenderle in modo organico e coerente negli anni. Questo è il lato economico. Lato sociale, c'è il tema che dicevo prima di mettere le persone al centro, quindi di capire se il sistema di mobilità che a quel punto stiamo configurando centra l'obiettivo di dare maggior qualità della vita alle persone. Quindi, riassumendo in questa slide questo cambio di paradigma di cui vi sto parlando, vedete che appunto c'è questa tabellina simpatica che è contenuta nelle linee guida europee del PUMS, che fa proprio la differenza tra la pianificazione tradizionale dei trasporti e il piano urbano della mobilità sostenibile, per cui prima si metteva a centro il traffico e poi le persone, e ci sono tutta una serie di cose che stimolano, insomma, così la comprensione di questo nuovo approccio. Le cose fondamentali sono queste 4 che ho messo qua in fianco: la visione di lungo periodo, quindi pensare lontano, avere una visione e poi a ritroso decidere quali sono i passi intermedi, compresi quelli di breve termine, per raggiungere quegli obiettivi di visione di lungo periodo. Ovviamente una visione di lungo periodo si costruisce solo se la visione della mobilità è integrata con quella urbanistica, con quella territoriale. Secondo punto fondamentale, l'approccio partecipativo, che finalmente viene inserito anche nella norma come un momento fondamentale, non accessorio del piano. Approccio partecipativo che peraltro prevede delle fasi lungo tutto l'iter del piano, la fase di ascolto sociale, come la chiamiamo noi iniziale, ma anche la fase di condivisione degli obiettivi e delle strategie con i cittadini, o almeno con gli stakeholder, cioè con i portatori di interesse del territorio. La terza cosa è la multimodalità, quindi non esistono solo le auto, e di questo parleremo adesso nei minuti a venire, ma esiste un modello multimodale in cui tutti i mezzi di trasporto, i modi di trasporto hanno pari dignità. E l'ultimo punto, la valutazione e il monitoraggio, di cui vi ho parlato qualche minuto fa, e che è richiesta per il PUMS e che sarà importante, perché so, insomma, parlo soprattutto da tecnico ai tecnici in questo caso, che le VAS e i piani di monitoraggio così sono sempre una cosa difficoltosa sia da predisporre che da seguire, ma in questo caso dobbiamo tenere in considerazione il fatto che il Ministero, l'Europa e il Ministero di conseguenza e le regioni hanno iniziato a vincolare i finanziamenti e i fondi al fatto di avere un PUMS e al fatto di aver attuato le cose che si è detto che si voleva fare. Quindi questo tema diventa sempre più incisivo e importante. Ecco, qui è sempre un'altra slide per chiudere su questa carrellata iniziale sul PUMS. E non parliamo di un piano chiuso, ma di un piano aperto alla partecipazione, come vi ho detto. Non parliamo di infrastrutture, ma di politiche, e quindi di un'agenda strategica di azioni e di uno strumento che deve essere dinamico, flessibile e integrato con le altre politiche strategiche del territorio. Cambiando un attimo tema, come dicevo all'inizio, ci troviamo davanti al problema di capire quanto ci costa questo che chiamiamo il modello autocentrico, cioè un modello basato molto sull'uso dell'automobile, che, come ho scritto qui, fa a pugni poi con altri diritti individuali e collettivi, come il diritto alla salute, o esternalità negative come quelle sull'ambiente, i cambiamenti climatici, eccetera. E quindi la domanda, forse banale ma vera, che ci dobbiamo fare è: perché le persone si muovono soprattutto in auto e continuano a farlo? E alla base di questo poi scopriamo che c'è un'inevitabile comodità e anche un'inevitabile necessità in alcuni casi di muoversi, ma che questo è molto influenzato, penso, da due aspetti che possono sembrare meno tecnici, che sono: uno, le nostre abitudini personali e quindi la nostra utilità, il nostro comodo, e due, la pianificazione urbanistica e territoriale,
che ha influenzato in modo determinante negli ultimi 40-50 anni, direi dal dopoguerra, il fatto che l'automobile diventasse il modo di muoversi più pervasivo in assoluto da quando, possiamo dire pure, esiste l'uomo. E il modello della città diffusa, no? Che in Veneto conosciamo bene, ha sicuramente allontanato i luoghi della residenza, dei luoghi del lavoro, aumentato le distanze. Questo non è che lo dico a sentimento, ma è dimostrato da moltissimi dati che ovviamente oggi non ho portato. E quindi il modo in cui pianifichiamo la mobilità e le sensibilità sulla mobilità dovrebbero entrare molto di più in sinergia col modo in cui pianifichiamo le nostre città e i nostri territori, perché ce ne accorgiamo altrimenti dopo 10-20 anni, insomma, no? cosa ha provocato un certo tipo di pianificazione. Quindi per questo dico è importante pianificare, e personalmente so che molti non lo... C'è questa scuola di pensiero che dice che la pianificazione ormai non serve più perché il mondo va veloce, ma invece io credo bisogna rivendicare l'importanza di pianificare, non solo la mobilità. Quindi vedete qui alcune delle parole, dei settori in cui anche voi come tecnici o amministratori lavorate, che hanno a che fare con la mobilità. Questa è una cosa rilevante. Difficilmente nei comuni di una certa dimensione si trova un ufficio mobilità, no? Per dire, lo sapete tutti, si trova nelle grandi città, ma spesso chi si occupa di mobilità nei comuni, e non è una critica, lo dico come oggettivamente, insomma, sono o i lavori pubblici, o l'ambiente, o l'urbanistica, no? Cioè, invece è difficile parlare di mobilità perché è una dimensione trasversale, una politica trasversale che dovrebbe interessare diversi di questi settori. Come vi dicevo, quindi abbiamo il problema di capire come ridurre gli spostamenti in auto, è inutile che ci giriamo intorno. In questa slide vedete, in questo istogramma, rappresentati i modal split di diverse città europee. Cos'è il modal split, se non, per chi non è avvezzo a questo termine? È una torta, ve la rappresento così, che fatti 100 gli spostamenti che vengono eseguiti dai residenti di un territorio, individua in che proporzione sono eseguiti con i diversi modi: il mezzo privato motorizzato, l'auto, il trasporto pubblico, la bicicletta, i piedi, eccetera. Qui vedete in rosso le colonnine che riguardano il trasporto, l'auto fondamentalmente, in verde il trasporto pubblico, in giallo la bicicletta, in blu i piedi, no? E vedete come le città più virtuose, queste sono tutte città italiane, scusate, dopo quelle sulle città europee, riescono a tenere l'uso dell'auto al di sotto del 50%. Questo è. Diciamo che quelle virtuose sono intorno al 40% oggi in Europa. Mentre poi il mix che riguarda la parte sostenibile della mobilità, quindi quella verde, gialla, azzurra, cambia a seconda delle città, per evidenti motivi di morfologia, di dimensione, eccetera. La bicicletta in questo svolge in alcune città un ruolo determinante, quindi anche qui, giusto per avere un metro di paragone, le città migliori in Italia oggi hanno la mobilità ciclabile al 30%, o anche più. Parliamo di Bolzano, parliamo di tutta una serie di città emiliane, Parma, Ravenna, che sicuramente su questo hanno fatto scuola. E questo, vabbè, dice la stessa cosa per qualche città europea, per farvi capire che in Europa questi effetti non si raggiungono in 1 o 2 anni. Chi in Europa sta lavorando su queste cose da 10, 20 o 30 anni ha raggiunto dei risultati davvero notevoli, insomma, no? Vedete qui, non so, Friburgo, Valencia, Losanna, perché siamo addirittura sotto il 40%, no? Con una mobilità ciclabile, non so, Friburgo che è al 34%, oggi c'è Copenaghen, no? Che si è candidata con percentuali simili a fare la capitale mondiale della bicicletta. Ecco, io mi sono poi preso la briga, ho perso un po' di tempo a tirar fuori i dati del vostro territorio, sapendo che c'è un PUMS, quindi non voglio assolutamente pestare i piedi, che c'è un PUMS in fase di redazione, che se non ho capito male però è ancora agli inizi. Il vostro chiaramente è un territorio ampio, diffuso, parliamo di una cosa che ha 50 km di sviluppo, diciamo, da est a ovest e 25. E se andiamo a vedere, questi sono dati Istat del 2011, i dati del pendolarismo, quindi
movimenti per motivi di studio e di lavoro che l'Istat monitora ogni 10 anni in occasione dei censimenti della popolazione. Se andiamo a vedere com'è la mobilità lenta nel vostro territorio, qui lo riconoscete, vediamo che si attesta, insomma qui c'è Eraclea, giusto? No, Caorle, scusate, Caorle, che ha una mobilità lenta del quasi 28%, poi c'è questa, credo sia San Donassi, che ce l'ha del 20%, Porto Gruaro qui è il 24%, poi siamo su percentuali inferiori. Quando parliamo di mobilità lenta, in questo caso parliamo di un dato che aggrega bici e pedoni. Quindi, considerando che la pedonalità di solito è almeno il 15, se non il 20%, capite che non sono dati che brillano, ecco, rispetto all'uso della bici, ad esempio. Questo è lo stesso dato sull'uso del trasporto pubblico, per cui vedete che abbiamo percentuali che stanno mediamente attorno al 10%, e questo, appunto, ahimè, è il dato della mobilità privata. Non è che voi siate un territorio così diverso dagli altri, no? Però vediamo che la mobilità privata è sempre non solo sopra il 50%, a parte il Cavallino e Eraclea che sono più bassi, ma ben al di sopra anche del 60%, e in alcuni casi dei comuni più piccoli, magari quelli più vicini alla pedemontana, addirittura superiore al 70% di uso dell'auto, no? Quindi su questo c'è sicuramente da lavorare, da fare una riflessione, tenendo conto però delle caratteristiche del territorio. Questa ultima slide con questi dati è la mobilità fuori comune, cioè la percentuale della popolazione residente che giornalmente si sposta fuori del comune per motivi di pendolarismo, quindi di studio e di lavoro. E anche in questo caso vedete come le percentuali sono assolutamente molto variabili. Ci sono le centralità più forti, Porto Gruaro, San Donà, ma anche i comuni sulla costa, che hanno una percentuale bassa di popolazione che va fuori. Ce ne sono alcuni comuni che hanno una percentuale altissima di pendolari che vanno fuori comune, e anche questo poi, se parliamo di mobilità sostenibile, va considerato. Qual è la distanza che il pendolare, e torno anche al discorso della pianificazione urbanistica di prima, qual è la distanza che il pendolare deve percorrere? È credibile che gliela facciamo fare in bici, o bisogna puntare sul trasporto pubblico, su catene di mobilità che usano diversi mezzi, la bici e poi il treno, l'autobus? Quindi questi sono dati su cui credo che anche il PUMS di Città Metropolitana, con cui mi auguro interagirete, potrà dire qualcosa. E insieme a questo abbiamo in Italia un tasso di motorizzazione che è il secondo più alto d'Europa dopo il Lussemburgo e tra i più alti al mondo, cioè abbiamo 620 auto ogni 1000 abitanti, e questo tasso non accenna a decrescere, anzi aumenta. Vedete che quello degli altri paesi delle nostre dimensioni è nettamente più basso, e qui vabbè, lo vedete per le diverse province, quindi vedete che per Venezia è più basso, ma perché è soprattutto, c'è una questione di comuni marini, diciamo così, ma c'è anche la questione che Venezia abbassa sicuramente la media, quindi per la provincia di Venezia comunque è a 540. Quello che dobbiamo puntare, con le politiche di cui adesso inizio a fare una veloce carrellata, è appunto di muoverci in un modo diverso. Se vogliamo semplificare, non è esattamente così, ma il top, come dicono oggi sui social, è raggiungere un modo split di questo tipo qui, insomma, con l'auto, come vi dicevo, ridotta al 40%, e il resto della mobilità sostenibile che può avere un mix, una ricetta diversa anche da territorio a territorio, quindi qui non badate al 20-20-20. Fare questo è possibile, assolutamente possibile. Abbiamo la fortuna di poter copiare, anche se non è mai bene copiare in toto, ma bisogna applicare le politiche sul proprio territorio, ma comunque ci sono degli ottimi esempi da copiare in Europa, e abbiamo visto che chi ce l'ha fatta con un percorso lungo, quale ad esempio può essere quello che attiva un PUMS, a cui poi dar seguito con dei passi brevi. Serve un cambio di politiche e serve anche un cambio culturale, un cambio anche di stili di vita. E quindi anche il tema di come convincere le persone è diventato ormai altrettanto importante di quello delle infrastrutture. Quindi c'è tutto
una questione di acculturamento, di formazione, di educazione che secondo noi va fatta in un modo professionale attraverso strumenti di comunicazione emozionale, che deve diventare, deve affiancare sempre le politiche e la realizzazione delle reti di percorsi, ad esempio ciclabili, o l'attivazione di servizi di mobilità. Ecco, no, vabbè, adesso qui vado via veloce, però poi ovviamente la presentazione ve la lascerò. Ci sono, ecco, per farvi capire chi ce l'ha fatta, no? Ci sono delle cose chiave, insomma, ma ognuno avrà i suoi esempi, i suoi riferimenti per i viaggi che ha fatto, eccetera. A me piace molto, ad esempio, questo esempio di Nantes, questa città francese, vedete come aveva il suo viale principale, che peraltro prima era stato un fiume, poi è stato tombato, come si dice, è diventato una strada urbana piena di traffico, e guardate come si presenta oggi, no? E queste cose, immaginatevi che tipo di investimenti hanno richiesto, ma con pervicacia degli amministratori tecnici sono state portate avanti, insomma, con grande successo. Poi c'è chi punta tutto sulla mobilità elettrica, no? In questo momento Oslo, per dire, punta a eliminare, ha talmente alta la mobilità elettrica, uno dei pochi paesi del mondo, che punta addirittura a eliminare anche le auto elettriche dal centro, quindi sono avanti su questo tantissimo. Oppure Barcellona, che in questo caso con effetti non sempre buoni, ma ha lavorato per cercare di creare delle grandi isole ambientali, che è chiamato Super Manzanas, sapete che li chiamano le mele, no? I quartieri Barcellona regolari, per creare isole ambientali al loro interno. O Copenaghen, che appunto, come dicevo prima, è diventata la capitale della mobilità ciclistica, e ha perseguito questo obiettivo davvero di anno in anno. Facciamo una veloce carrellata di quelle che sono le politiche, non può che essere una carrellata appunto veloce, che un PUMS e in generale una strategia integrata della mobilità può mettere in campo. Trasporto pubblico, che per un territorio come il vostro è sicuramente importante. Non può lavorare da solo, deve lavorare con gli altri sistemi di mobilità. Devono essere creati dei poli intermodali, qui vedete delle immagini, quello di Vergine Valsugana, in Trentino, e vedete la facilità che una persona che prende il treno può avere nell'arrivarci in bicicletta, al parcheggio bici al binario, o nel prendere l'autobus che è a fianco dei binari. Quindi il modo in cui organizziamo gli spazi e progettiamo i nodi intermodali è fondamentale per rendere credibile le catene di mobilità che anche il Libro Bianco Europeo dei Trasporti chiede di incentivare sul territorio. E poi c'è il trasporto a bordo dei mezzi, in Italia ancora dei problemi, c'è la possibilità di ricoverare in spazi sicuri le biciclette, quindi le iniziative contro i furti, creare delle ciclostazioni, dei parcheggi chiusi, e c'è la possibilità di mettere in campo degli incentivi. Sapete che ancora dal 2016, col programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa Scuola e Casa Lavoro, sono stati introdotti buoni mobilità, e quindi le aziende, si può in qualche modo lavorare come pubblica amministrazione anche con quelle, possono concedere questi buoni mobilità ai propri dipendenti che arrivano in bicicletta al lavoro. Sono 25 centesimi al chilometro che le aziende possono dare, che poi hanno tutta un'agevolazione fiscale e una detassazione da sfruttare. Ci sono anche altri tipi di incentivi, di concorsi a premi, insomma, che varie esperienze si sono inventate. E c'è anche la possibilità, ormai oggi la tecnologia ce lo consente, di lavorare per rivedere il sistema rigido del trasporto pubblico e pensare a sistemi a chiamata, sistemi in grado di andare a servire con uguale efficienza, andare a servire un territorio diffuso, organizzando flessibilmente il servizio, quindi un servizio porta a porta a chiamata, che in alcuni casi, oggi nel milanese ad esempio, c'è questa piattaforma shuttle spagnola che funziona molto bene e che in alcuni casi ha addirittura sostituito il trasporto di linea, a parte le linee scolastiche, e che può essere assolutamente anche per un territorio come il vostro preso in considerazione. E poi, come dicevo, anche la comunicazione, no, riguarda tutti i settori, anche il trasporto pubblico.
che qualità hanno le fermate del trasporto pubblico, come si presentano rispetto all'utente tradizionale o a un utente, a un turista, un ospite del territorio. Poi adesso è arrivata la micromobilità elettrica, che dal nostro punto di vista, al di là dello scompiglio che ha creato, come tutte le cose nuove in alcune città, è sicuramente un'opportunità da sfruttare, ma non fine a se stessa, appunto nella logica della percorrenza dell'ultimo miglio, quindi da mettere in sistema, da mettere a sistema con quel modello di mobilità integrata di cui vi sto parlando, e quindi anche col trasporto pubblico per la percorrenza dell'ultimo miglio. E cambiamo tema, quindi c'è il tema della sosta. Magari i vostri comuni, tanti dei vostri comuni sono piccoli, ma nelle città, nei centri più grandi, penso a San Donato, Portogruaro, non so, il tema della sosta esiste. E le auto occupano un sacco di posto, quindi bisogna avere a volte il coraggio di fare delle politiche che allontanino la sosta dalle aree più pregiate e scompiglino un po' le abitudini delle persone che vogliono arrivare sotto la porta dell'ufficio, del negozio con l'auto, no? È una politica spesso impopolare che non piace agli amministratori, ma che dobbiamo in qualche modo mettere in campo con la giusta delicatezza e contestualizzandola ovviamente alla dimensione del centro di cui stiamo parlando. Cambiando ancora tema, c'è il tema delle città 30. Su questo so che Matteo Dondè, che seguirà il mio intervento, parlerà più approfonditamente, quindi non mi dilungo, peraltro lo fa sicuramente anche in modo molto efficace e molto meglio di me, però un passaggio veloce merita di essere fatto anche in questa carrellata, no? Cioè un lavoro sui quartieri, sulle zone residenziali, ma non solo, un lavoro che porta a vedere la limitazione a 30 km all'ora della velocità nei centri abitati non come un'imposizione da regolamento, ma come una filosofia che cerca di portare le auto ad andare piano per creare una convivenza più armonica e più sicura con gli altri modi di trasporto. Spesso ci troviamo a lavorare in tanti territori dove se andiamo a chiedere alle persone perché non usano la bici, mettono la sicurezza al primo posto. Quindi creare condizioni sulle strade perché le bici si sentano sicure di andare laddove hanno diritto di stare, cioè sulle strade, e senza far sfrecciare le auto in fianco, è una cosa su cui possiamo lavorare molto. Peraltro i 30 all'ora è dimostrato che riducono l'incidentalità in modo forte, cambiano faccia alle strade, come vedete in questi esempi. Insomma, abbiamo lavorato molto anche noi su creazione di zone 30 isole ambientali. Questo è un esempio ormai storico di tanti anni fa a Schio, che ci ha investito tanto, e poi con i 30 all'ora si sviluppa la socialità, ripeto, nelle forme più, chiamiamole estreme, che sono le zone 30, nelle zone residenziali, si può davvero sviluppare la socialità, e questo è un passaggio importante anche per i tempi in cui stiamo vivendo. Rete ciclabile, su questo avete un master plan, quindi non credo di dovermi dilungare molto, ma l'importante è ragionare sulla bicicletta in modo integrato, quindi come dicevo anche qui, rete ciclabile, parcheggi e servizi e segnaletica e marketing. La rete ciclabile peraltro oggi può contare su nuovi strumenti inseriti nei recenti decreto rilancio e decreto semplificazioni. Qui vedete le corsie ciclabili, poi ci sono le case avanzate, finalmente si può consentire alle bici a determinate condizioni di andare controsenso in alcuni sensi unici, laddove serve, e poi c'è la sosta che, ripeto, bisognerebbe fare un piano di parcheggi per le biciclette che abbiano le rastrelliere davanti a ogni negozio, poi parcheggi coperti laddove le soste sono più lunghe e le ciclostazioni o addirittura i box chiusi e protetti, ne vedete qui alcuni esempi, nei poli intermodali, nei luoghi dove uno si ferma più a lungo e vuole vedere protetto il proprio mezzo. E poi bisogna contrastare la pervasività delle pubblicità delle auto, che a volte, come vedete qui a sinistra, sono assolutamente immorali, diciamo così, con delle pubblicità, dei messaggi emozionali sulla bicicletta. Questo vedete che ha come target proprio la mobilità casa-lavoro, che siano efficaci, che colpiscano le persone. Questa è una campagna pubblicitaria, questa prima era per un territorio un po' come il vostro nell'est milanese della Martesana,
che abbiamo fatto anni fa. Questo è il progetto 30 km all'ora del comune di Arco, nell'Alto Garda, vicino a Riva del Garda, e si possono organizzare eventi, si possono attivare le persone sul marketing della mobilità sostenibile. Vado verso la chiusura di questa carrellata con un'altra cosa fondamentale, e la riprenderò anche nei 4 slide finali in cui parlo del Covid, che è l'educazione alla mobilità sostenibile. Da qualche anno, porto anche in questo caso insomma quella che è la nostra esperienza, abbiamo capito che noi ingegneri siamo insufficienti da questo punto di vista, e nel nostro caso abbiamo coinvolto e lavorato un po' di mesi insieme a una cooperativa sociale che è abituata a entrare nelle scuole, e abbiamo attivato dei progetti di educazione alla mobilità sostenibile che mettono insieme le nostre competenze tecniche di formatori con quelle di chi sa lavorare con i ragazzi. E questo lo dico perché spesso si fanno progetti tradizionali di educazione stradale con gli ottimi vigili, insomma, e personale della polizia locale, ma qui, proprio perché anche la logica del PUMS, cioè, dicevo prima, la logica della mobilità sostenibile è cambiata, dobbiamo fare un ragionamento diverso. Non dobbiamo insegnare ai ragazzi solo il rispetto delle regole, che è l'impostazione classica dell'educazione stradale, quindi come andare in bici, lo stop, ma dobbiamo fare quella che adesso è diventata anche fortunatamente materia obbligatoria, educazione civica. Quindi educare i nostri ragazzi alla mobilità sostenibile, educarli a capire e prendere consapevolezza del fatto che il mezzo che usano per andare a scuola, ma non solo per andare a scuola, per muoversi nel quartiere, non è una scelta neutra rispetto all'ambiente in cui si vive, rispetto alla città, ma ha degli impatti forti sull'ambiente, sulla nostra società. Quindi questo passaggio dall'educazione stradale all'educazione alla mobilità sostenibile è diventato per noi una cosa fondamentale, che in effetti anche i progetti che abbiamo messo in campo su questo hanno avuto un ottimo riscontro della critica, come si suol dire. Qui vedete ad esempio l'uso delle Lego che mette in campo questa cooperativa, quindi metodologie a cui noi non avremmo pensato, ma che consentono ai bambini di entrare meglio nel discorso. Questo è un progetto che probabilmente conosceranno molti di voi, che secondo noi è un progetto faro in questo, perché l'ha fatto il Comune di Venezia, per quello dico che magari lo conoscete, si chiama Scuola in Classe A, viene portato avanti ormai da anni, e vedete con che capacità sono stati in grado, grazie alla partecipazione massiccia anche e il coinvolgimento degli alunni, degli insegnanti, delle famiglie, di portare avanti un lavoro di riqualificazione dei fronti scolastici, ad esempio, ma non solo, di ottenere dei risultati in termini di aumento dei bambini che vanno a scuola a piedi, in bicicletta nel corso degli anni. E ultimo tema, forse credo sì, di questa carrellata veloce sulle politiche, è quello della pedonalità, che adesso va di moda chiamare walkability, cioè quanto le nostre città sono camminabili. Dobbiamo riscoprire il camminare, rendere gli spazi delle città attrattivi, sicuri, e in questo modo rendiamo la città vivibile e attrattiva anche economicamente. Su questo è inutile che ci nascondiamo, no? C'è sempre uno scontro con i commercianti che hanno paura a veder ridotta la dotazione di sosta nei pressi dei loro negozi. E molto spesso, anche qui bisognerebbe parlare molto, dialogare e confrontarsi anche su altre esperienze, non è così, e sappiamo bene che invece l'aumento degli spazi attrattivi e fruibili aumenta la socialità, quindi aumenta il numero di persone, il flusso di persone che si rigodono e che quindi sono disposti anche a fare acquisti. E associato al tema della walkability, della camminabilità, c'è ovviamente anche quello delle barriere architettoniche, e c'è anche in questo caso la comunicazione, quindi ci sono città turistiche non, che ad esempio si sono inventate di fare questa mappa metro minuto per segnalare alle persone quanti minuti ci si mette a raggiungere diversi poli attrattori. Chiudo quindi, e poi ho appunto le ultime slide sul Covid, con alcuni spunti metodologici. Cosa possiamo dirci, credo, su questo nuovo modo di pianificare? Uno, che serve fare sistema. Mi sembra di aver capito, intuito, anche Marco Passegato me ne ha raccontato in parte, che
siete un territorio che già sta facendo questo percorso, mi riaggancio al discorso introduttivo del sindaco, e cioè quello di avere una governance unitaria di alcune politiche, e nel fatto, per quel che riguarda la mobilità, questo è fondamentale. E abbiamo visto, e tocchiamo con mano tutti i giorni, anche come professionisti, la differenza di efficacia del lavoro di pianificazione quando c'è questa capacità di mettersi insieme, quando invece si lavora in modo disgregato in territori di area vasta come il vostro. La seconda cosa è avere coraggio, cioè quindi fare uno sforzo di immaginazione sul futuro e proporre e sostenere e condividere con i cittadini delle visioni anche sul lungo termine. Terzo punto che ho messo qui è programmare, quindi non lasciare che queste visioni poi rimangano lettera morta, ma con le difficoltà che oggi viviamo, assegnare risorse e tempi, e qui chiaramente l'idea di avere delle progettualità pronte per attingere ai fondi europei che arriveranno è fondamentale. E l'ultimo punto, su cui ho insistito anche prima, comunicare e informare. E, ecco, appunto, qui di solito termino il mio intervento, ma qui ho scritto e poi arriva il Covid. Rido ovviamente, ma la situazione, sappiamo, è drammatica. Abbiamo preso consapevolezza, perché ha a che fare con la mobilità oggi? Perché abbiamo preso consapevolezza tutti in questi mesi, con questa terminologia, qui vedete alcune parole, che se ci pensiamo bene ha tutta a che fare con, implicitamente, con la riduzione della mobilità. La mobilità è intesa proprio come nostro movimento di persone. Questo ha portato a dei grossi contraccolpi, non solo economici e sociali, insomma, che conosciamo bene, ma anche proprio psicologici a livello individuale. E questo tanto più nelle persone esposte a fragilità. Sappiamo bene che ampie fasce di popolazione in condizioni di disagio hanno subito questa cosa di non potersi muovere in modo molto forte. E questa è la premessa per condividere con voi una riflessione che anche con Marco Passigato e altri colleghi abbiamo fatto in questi mesi, e cioè abbiamo l'impressione che ci sia stata, proprio grazie a questa vulnerabilità, una riscoperta del valore della prossimità. La prossimità intesa sia delle relazioni umane, ma anche proprio del modo in cui abbiamo vissuto lo spazio attorno alle nostre residenze. E non a caso abbiamo registrato tutti, lo vedete qui semplificato con questo schemino, che l'uso dell'auto è fortemente diminuito fino all'80% durante il lockdown, ma poi è rimasto più basso, salvo poi adesso riallinearsi ai livelli pre-lockdown. È diminuito l'uso del trasporto pubblico, sappiamo bene perché, mentre l'utilizzo della bicicletta e gli spostamenti a piedi sono aumentati. Le persone vivono più piacevolmente la prossimità, che è la dimensione geografica dentro cui gli spostamenti a piedi o in bicicletta, quindi la mobilità lenta, ha il suo bacino principale. Insomma, no? Anche le stesse modalità di fare la spesa sono cambiate, su questo ci sono dei dati interessanti, no? E quindi il discorso del chilometro zero è cresciuto moltissimo, le aziende facevano fatica a stare dietro le richieste. Allora, se è così, se ci siamo detti che le città sono le persone e le relazioni tra le persone, e è chiaro che un'emergenza di questo tipo rischia di mettere in crisi l'anima stessa della città, e cioè le relazioni tra le persone, il fatto di poterle vivere, di poter abitare i luoghi. Ma a maggior ragione, pensiamo noi, proprio per evitare il rischio che questi luoghi diventano luoghi freddi e poi anche insicuri, bisogna investire ancora di più sulla qualità dello spazio pubblico, capire come farlo, fare uno sforzo collettivo, amministratori, tecnici, professionalità di diverso tipo, perché lo spazio pubblico rimanga il centro delle nostre città e sia di qualità, proprio perché possa essere ancora vissuto dalle persone. E quindi lavorare sulla dimensione micro, che è quello che insomma poi adesso Matteo Dondè vi spiegherà sicuramente in modo molto efficace con tanti esempi. E quindi un'altra cosa, quindi prossimità da un lato e dall'altra flessibilità. E queste emergenze rischiano di mettere in crisi i modelli di pianificazione a cui siamo abituati
ragionare sono modelli lunghi. Un PUMS ci mettiamo un anno se va bene, ovviamente ci mettiamo 2 anni a farlo. Qui abbiamo bisogno di dare risposte in un tempo nell'ordine di settimane. Questa cosa ha prodotto in modo emblematico un dramma per la scuola, no? La scuola, perché si sono associati l'esigenza di rispondere velocemente a 2 sistemi che per loro definizione e struttura sono rigidi, che è quello del trasporto pubblico e quello della scuola. E in questo caso invece abbiamo bisogno appunto di ragionare con maggiore flessibilità e quindi anche questa è una domanda aperta, che però abbiamo oggi l'esigenza di farci. Chiudo, è davvero l'ultima slide, dicendo questo, ripeto, è una riflessione. Abbiamo sentito a livello nazionale svilupparsi questo dibattito sulla mobilità d'emergenza, in particolare sulla bicicletta. Sono arrivati degli strumenti grazie al decreto rilancio, decreto semplificazioni, per potersi effettivamente lavorare in modo veloce, vedi le corsie ciclabili. Noi più che di mobilità d'emergenza preferiamo parlare di mobilità di transizione, perché l'emergenza ci richiama concettualmente il fatto di fare qualcosa che poi smontiamo quando è finita l'emergenza. Dal nostro punto di vista invece è interessante utilizzare questa fase, quindi anche quello che vi ho detto sulla riscoperta del valore della prossimità e dello spazio pubblico, per invece avviare una transizione verso un modello di mobilità più sostenibile, che è quello di cui parla il PUMS e di cui ho parlato in questi 3/4 d'ora di intervento. Quindi portiamo il sistema della mobilità, sfruttiamo questa fase, so che sembra brutto sempre sfruttare le crisi, ma sfruttiamo questa fase per portare il sistema di mobilità verso un modello di sostenibilità maggiore, mettendo appunto le persone al centro e creando città più a misura d'uomo. Grazie, sono andato un po' lungo, ma spero non troppo, Marco. E se ci sono domande, non so se adesso o più tardi. Grazie mille, Francesco Vesani, complimenti. Hai seguito benissimo la mia richiesta, insomma, di partire dal globale, arrivare al particolare, partire dalla città diffusa del Veneto ed arrivare a cosa si può fare nei nostri quartieri. Ecco, ho segnato alcune cose. La più importante è che le città cambiano, le città possono cambiare, ci vogliono tempi lunghi, ci vogliono 10 anni, ci vogliono 15 anni, però ci vuole una strategia, ci vuole un'agenda, ci vuole una pianificazione, come hai visto. Ecco. Poi un altro concetto, le città non sono solo gli edifici, ma sono le persone, no? E come le persone, quando si vanno a piedi, in bicicletta, nell'ambito della prossimità dei quartieri, sono quelli che danno la vita ai quartieri, quelli che danno il piacere di vivere in quei territori, le relazioni di incontrarsi per la strada, ecco, magari adesso ci si guarda, ci si sorride, magari, ecco, o si parla in distanza in questi giorni, ecco, per cui, e poi proprio questo fatto della comunicazione e della condivisione degli obiettivi. Condivisione degli obiettivi da un lato e comunicazione poi delle decisioni prese e degli orientamenti individuati. Ecco, allora se abbiamo concluso con il ragionamento, servono spazi pubblici di qualità. Per cui spazi pubblici per qualità, aggiungerei per dare strada alle persone. Ecco, questo concetto, dare strada alle persone, che tu hai già introdotto, ce lo svilupperà meglio l'architetto Matteo Dondè, libero professionista in Milano, ha fatto un sacco di piani di biciplan e di spazi pubblici, eccetera, per cui è una persona sempre molto appassionata, ci conosciamo tantissimi anni, come anche con Francesco Vesani che ci ha relazionato prima, per cui prego Matteo, a te la prossima intervento. Grazie Marco, buongiorno a tutti. Allora, condivido lo schermo. Dimmi Marco se si vede. Bene, si vede. Perfetto. Ok, di nuovo buongiorno a tutti. Allora, sì, la mia presentazione riprende proprio un po' la presentazione di Francesco e quindi come dare strada alle persone. Per farlo mi piace riprendere la mia tesi, perché sono ormai passati più di 20 anni e portai le due tesi allora contrapposte. Quella della separazione dei flussi, della fluidità del traffico, ormai sostanzialmente abbandonati in tutta Europa, ma ancora molto forti in Italia purtroppo, che è quella della massimizzazione dello spazio per l'automobile.
quello dei sovrappassi, dei sottopassi, delle barriere perché gli altri utenti non devono disturbare l'automobile, che però ha portato alle immagini che vediamo a destra in questa slide, a sempre maggiore congestione all'interno delle nostre città. Per questo la tesi perdente. Io nella tesi portai come modello della separazione Barcellona. Barcellona in questi 20 anni ha completamente modificato il proprio approccio alla mobilità, sposando invece la tesi della moderazione del traffico e dello shared space, della condivisione della strada. Il tema della separazione e quindi del massimizzare lo spazio dell'automobile nelle strade delle nostre città è raccontato anche da Michael Colby-Lenderson, che è considerato un po' il guru della ciclabilità a livello mondiale di Copenaghen, che fa sempre vedere con questi colori quanto spazio nelle nostre strade abbiamo dedicato all'automobile, in blu e in azzurro in questa immagine, e in rosso quanto agli altri utenti. Ci serve assolutamente invertire questa percentuale, dare spazio a tutte le persone indipendentemente dal veicolo che usano. E questa tesi, come dicevo, era invece contrapposta alla tesi della moderazione del traffico, alla condivisione della strada come spazio pubblico, che è assolutamente vincente in tutti gli altri paesi europei e che ancora fatica a entrare nella testa dei nostri tecnici, dei nostri amministratori, nella cultura della moderazione del traffico. Riprendeva sostanzialmente il concetto di living street, anni 70 inglese, cioè non possiamo nel 2020 ancora pensare che la strada sia l'asse di scorrimento del traffico veicolare, nulla di più. La strada è il luogo per eccellenza della vita della città, della socializzazione, dell'incontro, delle funzioni, del commercio. Dobbiamo rendere decisamente più ricco l'uso delle strade come spazio pubblico, anche perché la strada rappresenta l'80% dello spazio pubblico all'interno delle nostre città e dei nostri paesi. Per questo diamo strada alle persone, perché è la risorsa più importante che abbiamo per parlare veramente di città inclusive, una parola che ci piace usare tanto, ma che spesso è assolutamente vuota. Concetto che nasce 50 anni fa, per intenderci. In Olanda nel 68 è nato il WUNERF, ma era proprio l'idea che la strada tornasse a essere il luogo sociale per cui è nata. La strada non è nata per le automobili, come ancora mi sento dire da degli studenti di architettura, che era caratterizzata dalla bassa velocità, dall'abbandono del linguaggio dell'automobile, zero barriere, inserimento di nuove funzioni nello spazio pubblico. Scusate, faccio partire il timer così mi ricordo dei tempi. Cosa tanto importante che proprio nei giorni scorsi, settimana scorsa, il governo olandese ha votato per il limite di velocità in tutte le strade urbane di tutta l'Olanda. Indipendentemente da grandi città, piccoli paesi, l'Olanda a breve sarà completamente a 30 km/h ovunque. Questo è il tema più importante su cui dobbiamo lavorare se vogliamo veramente parlare di città delle persone. Perché è tanto importante? Questa slide, lo schema si legge da in alto a sinistra, in basso a destra, perché più riduco la velocità delle auto, meno spazio devo dedicargli e più spazio ho per le altre funzioni della città, che sono le piste ciclabili, ma è l'ampliamento dei marciapiedi, è lo spazio del commercio tanto importante oggi col distanziamento fisico che abbiamo conosciuto, è per il verde. Ridurre la velocità è fondamentale perché ci consente questo. Al link che vedete lì sotto, che troverete poi nelle slide, è molto interessante perché ormai si trovano decine di migliaia di immagini di questo tipo, sopra il prima, sotto il dopo. Come vedete la strada che cambia linguaggio, non più divisa corridoi, marciapiede, sosta, strada, ma un luogo dove l'automobile passa, ma come vedete ha decisamente maggiore qualità, maggiore vivibilità, maggiore presenza di funzioni della strada come spazio pubblico. Ho portato solo qualche esempio, ma come vedete queste sono immagini di tutto il mondo, perché ormai con Google Street ci consente di vedere il prima e dopo, e come vedete il linguaggio è sempre lo stesso, che è poi quello che vediamo in questo video, che è il vero shared space, che in Italia ancora non riusciamo ad applicare.
Come vedete in questa rotatoria non c'è segnaletica, non ci sono strisce pedonali, non c'è separazione del marciapiede dalla strada, ma il fatto che tutti si muovano piano consente a tutti di muoversi in sicurezza. Questa cosa da noi non riusciamo a farla. Perché? Scusate che cerco di andare avanti con la slide. Perché è un problema culturale, cioè in Italia purtroppo la strada è ancora considerata assoluta proprietà dell'automobile. Lo vediamo nei 600 pedoni morti nell'anno scorso investiti sulle strisce pedonali, lo vediamo sul fatto che sia l'unico paese dove il pedone ringrazia l'automobilista quando attraversa sulle strisce pedonali, come se entrasse in uno spazio di qualcun altro. Ma lo vediamo anche nelle polemiche delle nuove corsie ciclabili, di cui ha parlato Francesco prima, grazie al nuovo decreto rilancio. Grande polemica perché? Perché la bicicletta non deve stare in strada, perché la strada è dell'automobile. Eppure sono soluzioni che in Europa si usano da 30 anni con successo. Però le conseguenze di quest'idea della separazione sempre ovunque della strada assoluta proprietà dell'automobile ha portato le conseguenze di cui parlava già Francesco prima. Siamo il paese con più auto per abitante, lo vedete nello schema a sinistra ma anche a destra, come vedete Milano, che è la più virtuosa, ha comunque il doppio delle auto rispetto alle altre città europee. Automobile che sta ferma al 92% del tempo ad occupare dello spazio pubblico, 10 metri quadri di spazio pubblico occupati per il 92% della giornata, ma soprattutto tutti i dati e i PUMS italiani lo dimostrano, questa è una ricerca europea, ma il 40% dei tragitti che facciamo in automobile nelle nostre città è inferiore a 3 km, il 60% inferiore a 5 km. Tanto che racconto sempre che questo uso inutile dell'automobile sfavorisce anche chi l'automobile la deve usare, mentre leggiamo spesso il conflitto tra gli utenti della strada, ma lo stesso automobilista si deve rendere conto che è obbligato a usare la macchina perché trasporta merci, perché deve fare tragitti più lunghi. Togliere questo tipo di traffico favorisce anche chi l'automobile la deve usare, riduciamo la congestione. E poi le conseguenze sono queste, le nostre troppe automobili portano a quello che io chiamo l'aver accettato socialmente l'illegalità della sosta, l'auto in doppia fila, l'auto parcheggiata sulle strisce pedonali, sul marciapiede. E per noi un'abitudine in Europa è una cosa che nessuno può fare perché non è accettato socialmente. Mentre infatti se vado in giro per l'Europa, e questa è Copenaghen, come vedete la differenza principale che si nota, oltre alla qualità della strada, è il fatto che non c'è sosta. Il tema della sosta è fondamentale. Un altro tema che non abbiamo assolutamente affrontato, eppure tutte le esperienze migliori dimostrano che uno dei temi principali da affrontare, questo è Groningen, che ha 190.000 abitanti, di cui il 50% si muove solamente in automobile. Il professore dell'università dice il modo migliore per convincere la gente a non usare la macchina è ridurre i parcheggi. Stessa cosa sta facendo Amsterdam, come abbiamo visto Olanda tutta a 30 all'ora, ma in più ha appena fatto un PUMS che prevede di togliere 1.500 posti auto l'anno fino al 2025 per ridare strada alle persone. È lo stesso modello che segue Copenaghen, dove sappiamo 1.200.000 abitanti, di cui ormai quasi il 60% si muove unicamente in bicicletta. Il dirigente della mobilità ci dice non possiamo creare delle belle città per i ciclisti senza fare scelte politiche forti. Bisogna darsi delle priorità. Le priorità a Copenaghen sono state prima di tutto togliere parcheggi e togliere capacità stradale, ridurre la capacità stradale per favorire gli altri utenti, ed è quello che sta facendo Parigi. Proprio ultimamente, come vedete, il 29 ottobre, prevede un piano che rimuoverà la metà dei parcheggi di superficie in tutta Parigi. E questo è venuto fuori molto bene anche a Reggio Emilia, ad esempio. Io ho fatto il biciplan, uno dei primi biciplan in Italia nel 2008, sono stato poi consulente per l'attuazione del biciplan e per l'attuazione della moderazione del traffico. Lo faccio vedere perché oggi siamo quasi in realtà il 30% di mobilità ciclistica, ma il vero e più grande aumento di uso della bicicletta a Reggio Emilia è avvenuto quando
quando abbiamo aumentato l'area di tariffazione della sosta attorno al centro. Cioè, questa operazione ha incentivato di più l'uso della bicicletta rispetto a tutti i percorsi che avevamo realizzato fino a quel momento. Quanto è importante questo tema. Le conseguenze poi sono sulla qualità della strada come spazio pubblico, ne ha parlato prima Francesco, l'importanza di recuperare la qualità delle nostre città. Abbiamo tra le più belle città d'Europa, ma quella quantità di auto ne pregiudica completamente la qualità. Come vedete altrove le immagini sono decisamente diverse. Le conseguenze di questa idea della fluidificazione del traffico, della separazione sempre ovunque, del massimizzare l'uso della strada per l'automobile ha portato alle immagini che vediamo. Marciapiedi sempre più stretti, impercorribili, quando abbiamo dei marciapiedi più ampi ci infiliamo sopra la sosta addirittura legalmente, o quando lo spazio delle persone, questa è un'immagine di un manuale degli anni 70 tedesco, come vedete una famiglia che voglia fare una passeggiata sotto casa col proprio figlio ha bisogno di 2,5 metri almeno per poter passeggiare. Se noi invece ogni volta che abbiamo un marciapiede un po' più ampio ci infiliamo la ciclabile, non stiamo facendo un servizio alla città delle persone, stiamo creando un conflitto tra pedoni e ciclisti che è un unicum in Europa. Perché? Perché la strada è dell'automobile, allora i ciclisti in infilo sul marciapiede. Ma come vedete questo è tra l'altro un progetto che verrà realizzato a breve in una città importante italiana, una pista ciclabile separata di 2,5 metri che lascia 1 metro ai pedoni. Vuol dire che qui questa famiglia per passeggiare sotto casa deve andare in fila indiana, se no invade la pista ciclabile, che devo tenere mio figlio per mano perché ho paura che me la investe un ciclista. Io trovo queste soluzioni incivili, per essere chiaro, perché stiamo sottraendo spazio all'utente principale delle nostre città. Siamo tutti pedoni prima di salire su un veicolo. O addirittura trasformare un marciapiede, colorarlo di rosso e dichiararlo pista ciclabile, quando poi ormai il web consente di comunicare anche agevolmente, quindi i primi commenti erano: ma il sindaco ha provato a uscire da quel cancello pedonale? Mi sono ritrovato in soluzioni di questo genere, genitori col passeggino uscire di schiena perché avevano paura che uscendo prima col passeggino glielo portasse via un ciclista. Mentre in Europa la ciclabilità si fa sempre a discapito dell'automobile, non dei pedoni. Come vedete queste sono immagini da Berlino, Barcellona, Amsterdam, Copenaghen. Ho sempre grandi marciapiedi e la ciclabilità, che sia separato, che sia in strada, ma è sempre a discapito degli spazi dell'automobile, non dei pedoni. L'altra conseguenza del modello automobile che non stiamo purtroppo affrontando seriamente, come abbiamo visto, è quella che io chiamo strage quotidiana. I numeri li vedete da soli, sono incredibili, non è accettabile 43 bambini morti in un anno per incidente stradale, non è assolutamente accettabile, ed è l'altro tema che non stiamo assolutamente affrontando. Siamo l'unico paese in Europa dove l'incidentalità in ambito urbano continua a crescere, l'unica. E come vedete abbiamo numeri doppi rispetto a paesi come la Gran Bretagna e la Germania. Stiamo parlando di vite umane, ma stiamo parlando anche di risorse economiche. I costi sociali dell'incidentalità Istat ci dicono essere 17 miliardi di euro l'anno. Non è assolutamente vero, e questa cosa infatti mi stupiva, perché io questi temi li porto avanti da 20 anni, inizialmente dicevo che erano 30 miliardi. Qualche anno fa Istat reinterpreta il dato e dice 17 miliardi. In realtà è uscito nei giorni scorsi questo interessantissimo articolo, e vi ho lasciato il link anche in questo caso, scritto da Stefano Guarnieri per ASAPS, che va a fare le pulci a Istat e dimostra che il dato è assolutamente falso. I numeri dicono 34 miliardi di euro l'anno, 2% del prodotto interno lordo italiano che ogni anno se ne va per l'incidentalità stradale. E sappiamo che la velocità è il fattore determinante della gravità dell'incidente.
Lo schema che vedete a sinistra fa vedere la probabilità di decesso di un pedone nel caso venga investito da un'automobile. Come vedete, più riduco la velocità, più riduco la gravità dell'incidente e la possibilità dell'incidente. È per questo che non solo l'Olanda, che ha appena approvato i 30 all'ora in tutte le strade urbane, ma questa visione della città 30 è ormai condivisa a livello europeo. Questo è l'esempio di Parigi, che vedete da soli i dati, ma ne ho portato solo qualche esempio. La città di Lille è una città 30, tutte le strade a 30 all'ora tranne la viabilità principale a 50, ma anche Bilbao, una città di 350.000 abitanti, è completamente a 30 km orari. Lo sta facendo Valencia, lo sta facendo Madrid, e mi piace far notare che nel bus di Madrid, come vedete, quel marciapiede di 3 metri è considerato solamente per i pedoni. Voglio fare ciclabilità, è oltre quei 3 metri e non come facciamo noi che ci infiliamo anche la ciclabilità. Bruxelles, appunto, come vedete è un modello assolutamente condiviso in tutta Europa, anche perché raccontare i dati è importante, non basarci sulle opinioni. Questo è uno studio fatto a Grenoble che dimostra tranquillamente con dati scientifici che il limite di 30 all'ora aumenta la sicurezza stradale senza un impatto significativo sui tempi di viaggio, perché in città i tempi di viaggio, le perdite maggiori le abbiamo ai semafori e agli incroci. Noi tendiamo ad andare molto forte tra un semaforo e l'altro, ma poi i tempi di percorrenza, e poi ricordo che la velocità media delle nostre città nell'ora di congestione è di 18 km orari. Per cui, come vedete, in generale in Europa, ma ormai nel resto del mondo, si è lavorato tantissimo, prima di tutto, sulla sicurezza, sulla Vision Zero, sulle zone 30 diffuse e sulla città 30. Si è lavorato sullo spazio pubblico, disincentivando l'uso dell'auto privata, tariffando la sosta in tutto il centro abitato. Si è lavorato sulla mobilità con l'idea dello shared space, delle strade condivise, e sulla ciclabilità. Il problema in Italia è che abbiamo saltato allegramente le prime due parti e ancora non stiamo lavorando sui primi due temi, che sono fondamentali. E lo dimostra il dato, questa è la ricerca di Legambiente 2017, nei capoluoghi italiani tra il 2008 e il 2015 abbiamo realizzato quasi 1500 km di nuove piste, non è aumentato di una virgola l'uso della bicicletta. Se non ci fermiamo a ragionare su questo tema, continuiamo a realizzare infrastrutture che poi non vengono utilizzate o comunque vengono utilizzate troppo poco rispetto invece ai cambiamenti che vediamo in Europa essere forti, veloci, incisivi. È chiaro che se realizziamo piste ciclabili in questa maniera non otterremo più ciclisti e anzi creiamo quel conflitto che vi ho detto tra pedoni e ciclisti, ma soprattutto, come diceva prima Francesco, questa è un'altra ricerca scientifica fatta dall'università olandese, lo dicono tutti chiaramente, il principale deterrente all'utilizzo della bicicletta è la scarsa sicurezza stradale. Se non lavoriamo su questo tema possiamo fare la pista ciclabile più bella del mondo, ma io genitore mio figlio non lo faccio andare se all'incrocio so che passano 80 all'ora, so che ci sarà la macchina parcheggiata, il divieto di sosta, togliere visibilità, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di quello che Gilles Peñalosa chiama democrazia dello spazio pubblico, redistribuire lo spazio pubblico. Questa è una strada di Amsterdam, a destra negli anni 70, a sinistra oggi. Come vedete, la vera redistribuzione dello spazio. Spazio abbondante per i pedoni, la pista ciclabile, lo spazio per il trasporto pubblico in corsia riservata e lo spazio dell'automobile. A me viene da dire che noi stiamo provando a incentivare l'uso della bicicletta e comunque la mobilità sostenibile ancora nell'immagine a destra, senza aver fatto quel lavoro che ci dimostra le esperienze essere fondamentale. Per cui se si vuole progettare una città ciclabile, il tema è mettere in sicurezza le strade. La prima e più importante questione, ce lo dice la manualistica europea, è costruire un contesto generale amico della bicicletta. È anche l'infografica che usa Copenaghen, appunto, ormai è sicuramente un esempio nel mondo, ma questo schema fa vedere la città dove automobilisti e pedoni possono muoversi su tutte le strade. Questo rappresenta perfettamente, secondo me, le città italiane, purtroppo ancora, dove chi pianifica la ciclabilità crede che i ciclisti debbano andare. Lo spezzatino di piste ciclabili senza continuità, spesso fatte nei parchi perché pensiamo ancora all'uso della bicicletta nel tempo libero,
per Copenaghen la ciclabilità oggi deve essere questa, cioè il ciclista deve poter andare in sicurezza ovunque nella città. E per cui per difendere e diffondere l'uso della bicicletta nelle nostre città, nei nostri paesi, soprattutto casa scuola, casa lavoro, sicuramente da una parte il biciplan, ormai obbligatorio nei PUMS grazie alla legge 2/2018, ma come ho cercato di far vedere, forse il tema ancora più importante è quello della moderazione del traffico, delle zone 30 della città 30. Anche perché questo è lo studio recentissimo che ho fatto a Reggio Emilia, dove sto aggiornando il biciplan dopo 10 anni, abbiamo guardato l'incidentalità, basarsi sui dati e non sulle opinioni. Il 91% degli incidenti a Reggio Emilia che hanno coinvolto pedoni e ciclisti avviene agli incroci, ai nodi. Questo dimostra quanto ancora sia più importante lavorare sulla sicurezza delle strade, degli attraversamenti, ancor più della tipologia di pista ciclabili che vado a usare. E quindi ridisegnare la strada con la moderazione del traffico per recuperare qualità, vivibilità, ridurre il rumore, ridurre gli incidenti, abbattere le barriere architettoniche, parlare veramente di città inclusiva, dove non basta ovviamente un cartello che mi ritrovo spesso in molte città in cui lavoro. Metto per terra un simbolo 30, metto un cartello e penso che la gente poi rispetti questo limite. Ma devo cambiare il linguaggio, come abbiamo visto. E ho portato qualche esempio di paesi ciclisticamente avanzati, ma facendoli vedere sotto l'aspetto della moderazione del traffico. Amsterdam e l'Olanda, le strade secondarie sono tutte fatte, come vedete, in questa maniera. Strumenti di moderazione del traffico ovunque. Stessa cosa di Berlino. Berlino è tutta città 30 tranne la viabilità principale, tutti i quartieri sono fatti così. Questo è un doppio senso che ha dei restringimenti ogni 50 metri, quindi diventa un senso unico alternato, dove non c'è segnaletica perché il pedone e il ciclista possono attraversare e hanno diritto ovunque, dove non c'è la precedenza a destra, per cui ogni strada deve dare la precedenza a destra, quindi un intervento senza costi che aumenta in maniera esponenziale la sicurezza. E la stessa Copenaghen, che prendiamo spesso come esempio, ma come vedete anch'essa sono tutti interventi di moderazione del traffico. Tutte le strade secondarie di Copenaghen sono fatte come le vedete in queste immagini. Chicane, sensi unici alternati, pinch point, che funzionano così. E come vedete in questa strada secondaria di Copenaghen, a 100 metri c'è un altro intervento di questo tipo. Il ciclista passa lateralmente, e l'automobile è costretta è un doppio senso, quindi un senso unico alternato, e passa sul dosso. E tutte le strade sono fatte così. Interventi che possiamo fare anche noi in Italia. Questo è un intervento che ho fatto a Reggio Emilia che riprende esattamente il modello che abbiamo appena visto. Un senso unico alternato con le bici che passano lateralmente. Oppure il restringimento dei raggi di curvatura, tipico delle nostre strade. Prima si entrava tranquillamente a 60 all'ora, è bastato ampliare questo marciapiede che si è obbligato l'automobile ad entrare molto piano in un quartiere residenziale. Anche questi interventi che possiamo fare tranquillamente anche in Italia. Reggio Emilia, questa è una strada dove in fondo c'è una scuola, si entrava anche qui molto velocemente. Quello che abbiamo fatto è copiare le esperienze europee. Attraversamento rialzato, restringimento dei raggi di curvatura, ora le auto entrano pianissime in questa strada dove abbiamo detto esserci la scuola. Di nuovo Copenaghen la faccio vedere perché quel bambino delle medie erano le 8 del mattino e sta andando da solo a scuola su quella che è sostanzialmente una corsia ciclabile, perché le piste ciclabili di Copenaghen sono rialzate dalla carreggiata di 3 centimetri. Perché? Perché quel genitore sa che Copenaghen è sicura in ogni strada, in ogni attraversamento, che nessuno supera i limiti di velocità, che c'è rispetto reciproco nella strada come spazio pubblico e non la violenza stradale che caratterizza le nostre città. E questa slide secondo me fa capire bene questo tema che ho portato. Un progetto pilota di una zona 30 ad Edinburgh, la capitale della Scozia, dove il clima, sottolineo che è leggermente peggiore del nostro, ma senza realizzare un solo metro di pista ciclabile, ma solo moderazione del traffico, questi sono i risultati che hanno ottenuto.
ben di più dei risultati che otteniamo noi con le piste ciclabili. Bambini in bicicletta passati dal 4 al 12%, adolescenti dal 3 al 21%, genitori disposti a lasciare bambini giocare fuori raddoppiati. Senza 1 metro di pista ciclabile hanno ottenuto ciclabilità. Grazie alla moderazione del traffico. Parliamo di sicurezza stradale, di qualità della strada come spazio pubblico, e ce lo dice anche ICF. Serve una visione chiara della mobilità, non basta la pista ciclabile, ma serve moderazione del traffico, disincentivo dell'auto privata, riduzione del parco auto, bike sharing, intermodalità, campagne di sensibilizzazione. Come diceva prima Francesco, una visione generale da raccontare ai cittadini, è fondamentale. Ho portato questo video, dura 7 minuti, direi che ci stiamo. È un video fatto da un collega, Andrea Buzzacchini, che poi è direttore di AMO, che è l'agenzia mobilità di Modena, ma che vive da anni a Friburgo. Visto che prima Francesca ha fatto vedere Friburgo con gli ottimi dati che ha ottenuto, però mi sembra un bel racconto di cosa vuol dire questa visione di città. Come vedete, uguale a Berlino, perché tutta la Germania in zona 30 non usa la precedenza, ma si riprende la precedenza a destra in tutti gli incroci. Questo è il suo percorso da casa a lavoro a Friburgo. Doppio senso ciclabile che possiamo fare finalmente grazie alla nuova normativa, anche se a noi ci impone di disegnare la corsia, mentre come vedete nelle città più avanzate, un po' in tutta Europa, la si disegna solo all'inizio e alla fine del sistema. Strada principale a 30 km/h, come vedete anche qui con la corsia a contromano. Nessuna separazione, nessuna sottrazione degli spazi del pedone, ma la bicicletta che condivide la strada con le auto, la casa avanzata. Lo spazio all'automobile in questo caso è stato sottratto a favore del trasporto pubblico, ecco, su corsia preferenziale e quindi molto più concorrenziale rispetto all'automobile. La bicicletta condivide la strada con l'automobile. Prima i pedoni.
poi i ciclisti, poi le auto, le priorità. Uno degli assi principali di penetrazione verso il centro, corsia ciclabile, non sottraendo spazio ai pedoni, ma avendo ridotto la larghezza della strada, dove anche solo il segno di segnaletica che riduce la larghezza della strada fa andare più piano l'automobile, il restringimento ottico della carreggiata. E stiamo parlando di una città con oltre il 30% di uso della bicicletta, come abbiamo visto dai dati di Francesco, e meno del 30% di uso dell'automobile. Senza fare separazione sempre e comunque ovunque, indipendentemente dallo spazio a disposizione, ma ragionando ogni volta sullo spazio a disposizione, quindi ragionando su quale sia la soluzione migliore per dare strada alle persone e favorire tutti gli utenti della strada, e non mettendo in conflitto pedoni e ciclisti perché la strada è dell'automobile, allora non posso. E come vedete, quando ho lo spazio faccio separazione, ci mancherebbe. Ma soprattutto lavoro di moderazione del traffico di zone 30 diffuse. Il video è sostanzialmente finito, ma lo trovo molto interessante per far vedere un po' quello che ho raccontato fino ad ora e quello che stanno facendo le città dove effettivamente l'uso della bicicletta è serio, concreto, ha raggiunto numeri importanti. E come vedete è soprattutto un lavoro di moderazione del traffico, di controllo di velocità. Sapete che oggi finalmente anche noi in Italia possiamo fare, grazie al nuovo DL, controllo di velocità anche sulle strade urbane, anche su quelle di categoria E e categoria F. Lo dico perché proprio Andrea Borzacchini mi raccontava che lui nei primi anni ha preso una multa in zona 30-37 km/h. Quanto è importante il controllo dei comportamenti. La velocità è il principale deterrente, principale causa di incidente e di gravità dell'incidente, e la sicurezza stradale è il maggior deterrente all'uso della bicicletta. Mi sembrava interessante. Vado a concludere la mia presentazione in quest'ultimo quarto d'ora dicendo ma come sono riusciti, perché poi lavoro con le amministrazioni, so bene quanto sia difficile in Italia togliere 2 parcheggi auto, che rischi la ribellione dell'intera città, piuttosto che ha lavorato sulla comunicazione, soprattutto il tema della comunicazione. Faceva vedere prima Francesco di Monaco, la città di Monaco, ma in generale in Germania, per ogni investimento sulla mobilità sostenibile, 1/4 dell'investimento va in comunicazione. Sembra tantissimo, ma in realtà per il Biciplan di Bologna avevamo fatto un po' di conti in tasca alle varie città europee, e come vedete quelle che meglio lavorano sulla comunicazione in realtà spendono. Monaco, che è quella che spende di più, spende 1,70 € cittadino l'anno, quindi una risorsa in realtà ridicola, ma la comunicazione è fondamentale. E l'altro modo, che è comunque comunicazione, è quello che oggi è tanto di moda chiamare urbanismo tattico, che io prima dell'arrivo di Bloomberg chiamavo sperimentazione di zone 30, e comunque l'idea di prendere una strada, un quartiere, trasformarlo a basso costo, con dei colori, con dell'arredo o removibile, eccetera. L'idea è quella di far toccare con mano quali sono i vantaggi.
intervenire dal basso con i cittadini, fare gli interventi con i cittadini, raccontargli quali sono i vantaggi, e il toccare con mano è quello che porta poi al successo dell'intervento, ma soprattutto a capire che questa visione non è un intervento contro uno degli utenti del traffico, come appare regolarmente sulla stampa, ma è a beneficio di tutti per la qualità e la vivibilità delle nostre città. Bloomberg, che ha iniziato a fare interventi da New York quando era sindaco e che ora come associazione va in giro per il mondo a fare questi interventi, trasformando col colore gli incroci, le strade, per far capire che la strada può essere qualcosa di diverso. Parlava prima Francesco delle Superillas di Barcellona, quindi interessante anche questo intervento che è iniziato ormai qualche anno fa, quello di togliere il traffico di attraversamento e ridare le strade alle persone, ma lo faccio vedere proprio perché, come vedete, poi le parole d'ordine sono le stesse: spazi per i cittadini, riempire la nostra città con la vita. Cioè, queste parole d'ordine ormai le stanno usando tutte le città d'Europa. Io diamo strada alle persone, un claim che uso ormai da 10 anni. E queste sono le immagini dei quartieri delle famose manzanas di Cerdà, di Barcellona. Enormi incroci trasformati in campi da calcetto, campi da basket, luoghi dove correre, luoghi dove sedersi, dove incontrarsi. Quindi sottrarre spazio all'automobile che continua comunque a passare a bassa velocità e restituirlo alle funzioni più importanti della strada come spazio pubblico, fino, come dicevo, alle sperimentazioni di zone 30, prendere una strada e trasformarla anche per pochi giorni in qualcosa di diverso. Sono stato un po' il primo a portarla in Italia già nel 2013 a Terni, poi come vedete ne ho fatti diversi. Io quelle che faccio vedere sono quelle di Milano, le ultime, però volevo riprendere proprio il concetto della comunicazione. Io per la tesi nel 98 incontrai Lidia Bonanomi, che era considerata a suo tempo la madrina della moderazione del traffico francese, con questo libro Le Temps de Rue, molto molto bello. Purtroppo morta negli anni scorsi, però già lei 20 anni fa in questo manuale fatto per la Svizzera italiana, Zona 30, gente contenta, claim che ho ripreso, diceva già lei: attenzione, la maggior parte delle persone non sa che le zone 30 aumentano la qualità della vita e riducono gli incidenti. E quindi prima di parlare di progetto lei organizzava una serie di incontri con il quartiere. Come vedete, ad esempio, ogni giovedì alle 18:30 l'aperitivo al tavolo degli incontri col quartiere a parlare della velocità 30. Un sabato al mese chiudeva una strada del quartiere e la rendeva una strada per il gioco dei bambini. E solo dopo parlava di progetto di zona 30, proprio perché voleva far nascere una nuova cultura del traffico. Questo è uno degli interventi più importanti che ci serve. Perché lo racconto? Perché poi di esempi ne posso dire tanti, ma proprio negli anni scorsi, invitato proprio da Marco a Verona, un convegno fatto in un quartiere dove era previsto il progetto di zona 30 e c'era una forte opposizione. Dopo aver fatto vedere queste cose, diversi cittadini sono venuti a dirmi: architetto, mi ha fatto capire cos'è una zona 30. Io sono assolutamente d'accordo, prima ero contraria. Cioè, se non raccontiamo a cosa serve, se facciamo un progetto calato dall'alto, poi non viene capito e spesso viene rifiutato. Ma con le sperimentazioni che ho fatto dimostro l'esatto contrario. Quindi raccontiamo cos'è una zona 30, facciamo vedere la visibilità, il cono ottico in auto a seconda delle velocità, i tempi di arresto dell'auto tra i 50 e i 30 km orari. Raccontiamo gli studi ormai scientifici che abbondano in Europa. Questo è uno studio che l'Istituto Educativo del Lazio ci dice chiaramente: attenzione, i bambini non sanno più muoversi, la generazione del bambino seduto, perché lo accompagniamo in automobile anche a fare sport e non solo a scuola, mentre ci sono studi che dimostrano che chi va a scuola in autonomia, a piedi, in bicicletta, dimostra maggiore capacità di apprendimento anche 5 ore dopo essere entrato a scuola. Raccontiamo queste cose ai genitori per incentivare la mobilità attiva e non l'accompagnamento in automobile. Questi studi i nostri cittadini non li conoscono, raccontiamoli. Non li conoscono, tanto che siamo il paese che più accompagna i figli in automobile a scuola. Siamo sotto il 7% di autonomia nell'andare a scuola contro il 40% dei bambini tedeschi e inglesi.
raccontiamo che non sono misure contro l'automobilista ma a favore di tutti gli utenti, raccontiamo i vantaggi della moderazione del traffico, di cui non ultima la rivalutazione delle proprietà immobiliari che dimostrano tutti gli studi di Zone 30. Siamo tra i maggiori proprietari di case in Europa, forse questo dato può incentivare la gente a provare questi interventi. Facciamo vedere quanto si riduce l'incidentalità e soprattutto proviamo a cambiare i quartieri a basso costo dal basso con i cittadini. Questa è la sperimentazione durata 4 giorni, la prima che ho fatto a Milano nel 2018, ma prima di tutto, come dicevo, seguendo Lidia Bonanomi, prima di parlare del progetto abbiamo fatto 3 incontri col quartiere, di cui uno io parlando di queste cose che vi ho mostrato ora, ma il secondo fatto da pediatri e psicologi a raccontare l'importanza dell'autonomia dei bambini. Il terzo fatto da un esperto di inquinamento e soprattutto di black carbon raccontando le conseguenze delle automobili parcheggiate davanti alle scuole. E solo dopo siamo intervenuti insieme ai cittadini, come vedete a basso costo, perché le risorse poi le abbiamo messe noi come associazioni. Quindi i teli verdi a simulare uno spazio verde, delle sedute rimovibili, una strada che era, come vedete, a senso unico con addirittura la tripla sosta. Abbiamo semplicemente cambiato la disposizione della sosta realizzando una chicane che ha effettivamente moderato le velocità. Purtroppo il video non va, quindi non ve lo faccio vedere, però come vedete il tema della comunicazione, abbiamo creato questi pannelli che abbiamo lasciato per più di un mese all'interno del quartiere, raccontando le cose che vi ho fatto vedere proprio ora, e come vedete è un percorso virtuoso che si crea all'interno del quartiere, perché i cittadini si mettono assieme a leggerli, discutono tra di loro, sono d'accordo, sono contrario, però discutono tra di loro e non è un'amministrazione che parla al cittadino, ma è un confronto tra cittadini. E come vedete, dove prima c'erano auto parcheggiate addirittura in mezzo alla strada, abbiamo creato degli spazi per le persone. Questo ristorante, che inizialmente era contrario all'intervento, come spesso accade per i commercianti, una volta che ha visto il tipo di intervento, che il quartiere si è riempito di gente, degli abitanti che hanno utilizzato queste sedute, che si sono mossi di più a piedi, ci ha offerto da bere per 4 giorni, per intenderci, eppure inizialmente era contrario. Il tema della riduzione della lunghezza degli attraversamenti, un intervento semplicissimo che raramente troviamo nelle nostre strade, ma che è importantissimo per la sicurezza stradale. Questo attraversamento qui, questo è un quartiere con una piazza dove c'è la chiesa, il panettiere, la scuola, la piscina. Questo era un attraversamento lungo 13 metri per attraversare una strada a senso unico. L'abbiamo ridotto a 3,5 metri. 10 metri in meno, in cui tutti i cittadini subito si sono resi conto, soprattutto le persone anziane, i genitori con i bambini, di quanto avessimo aumentato la sicurezza di questi attraversamenti. Il fatto di aver ristretto questo raggio di curvatura ha dimostrato anche come poi gli automobilisti siano più disposti a farti attraversare sulle strisce, perché se faccio la manovra piano all'attraversamento dopo sono più disposto a fermarti, ma soprattutto abbiamo guadagnato uno spazio che era abbandonato all'automobile, in uno spazio che per 4 giorni abbiamo fatto un book crossing che è stato invaso dai bambini del quartiere. Un po' di immagini di come l'abbiamo trasformato. I cittadini si sono riappropriati dello spazio, hanno raccolto firme per farlo diventare definitivo. Questo intervento verrà eseguito l'estate prossima dal Comune di Milano, sempre un po' far vedere immagini prima e dopo. Il tema del commercio oggi col distanziamento fisico, questo bar ha potuto usufruire di uno spazio per i propri clienti che prima non aveva perché c'era parcheggiata l'automobile, e quindi ha capito quanto sia più importante avere dello spazio delle persone più che di un'automobile parcheggiata al 92% del tempo davanti al proprio bar. Sempre un po' a far vedere come gli spazi sono stati usati. Questi ragazzi del quartiere, siamo in un quartiere piuttosto difficile vicino a Rogoredo, il Boschetto della Droga, sicuramente lo conoscerete, di Milano. Questi ragazzi a mezzanotte erano ancora lì a usufruire di questi spazi. Prima non avevano degli spazi dove stare sotto casa. Trovo interessante questa immagine centrale perché fa vedere l'assessore di Milano alla mobilità di centrosinistra e il presidente di zona della circoscrizione di centrodestra.
Avendo visto il successo di questa iniziativa, entrambi hanno condiviso questo tipo di intervento. Questa signora con i capelli bianchi dopo 4 giorni sta raccontando cos'è una zona 30 alla sua vicina, dimostrando che queste cose di cui si ha paura sempre a realizzare, proprio perché questa cultura della strada e dell'automobile per noi è difficile cambiarla, abbiamo paura del consenso. Io ho dimostrato con questo intervento di 4 giorni che il consenso è possibile, che non siamo diversi dal nord Europa, come mi sento dire da 20 anni, ma da noi non si può. È assolutamente dimostrato il successo, tanto che quando è arrivato il sindaco Sala, sapete bene, qualunque amministratore sa bene che se l'intervento è andato male viene assalito dai cittadini che gli dicono cosa hai fatto. Non c'è stata una sola polemica. L'unica polemica era quella della defecazione dei cani sui marciapiedi, per cui il successo è stato tale per cui Milano da qui ha iniziato a fare interventi di urbanismo tattico ovunque. Questi sono un po' di esempi di interventi che sta facendo insieme a Bloomberg, come vedete sempre trasformando strade, quartieri a basso costo in luoghi per la vita. E l'ha fatto solo perché grazie a quella prima sperimentazione ho dimostrato che il successo è possibile, perché il successo è possibile. Questo è un intervento davanti a una scuola che ha avuto enorme successo, stanno avendo molto successo i tavoli da ping pong. È una riscoperta del gioco da ping pong, ma Bloomberg li sta piazzando ovunque e se andate in giro per Milano sono sempre utilizzatissimi, quindi uno spazio che era delle automobili parcheggiate oggi è uno spazio a disposizione dei quartieri, delle zone. Recentemente l'abbiamo fatta a Reggio Emilia dimezzando un parcheggio davanti a scuola e dando spazio alle persone anche in questo caso. E concludo, ultimi 5 minuti, con l'ultimo intervento che ho fatto, lo faccio vedere perché in questo caso c'è una scuola di 2000 bambini in questo parco famoso, il Parco Trotter di Milano. Questo che vedete che è l'esedra storica, come vedete è un parcheggio con cartelli di divieto di sosta. L'aver accettato socialmente l'illegalità della sosta perché abbiamo troppe auto. Una piazza d'ingresso, una scuola trasformata in parcheggio illegale, ma accettato. Quello che abbiamo fatto anche in questo caso, come vedete, strada a doppio senso, con doppia fila, con auto parcheggiate sul marciapiede. Questo è il parcheggio dove i bambini delle elementari entrano e escono con i genitori che fanno manovra senza vedere i figli degli altri. In questo caso è proprio il tema della zona 30. Il Comune di Milano voleva fare un senso unico facendo una pista ciclabile separata. Copiamo le esperienze europee, in zona 30 non servono le piste ciclabili, ma è la moderazione del traffico che ci consente di condividere la strada. Noi gli abbiamo proposto di sperimentare invece il restringimento della carreggiata, 5,5 metri doppio senso che ci consente la normativa in zona 30, per permetterci del verde. Quanto è importante il verde urbano oggi anche per le isole di calore, non solo per la qualità dell'aria e riduzione del rumore. E anche in questo caso, come vedete, fatto con i cittadini, fatto con i bambini. Ogni classe di questa scuola ha adottato una di queste fioriere autocostruite per i 6 mesi, quindi ogni classe si curava dei propri fiorellini. Portare il tema di curarsi della strada come spazio pubblico della città. E come vedete poi la strada è stata condivisa, aver ridotto la velocità consentita ai ciclisti di muoversi in sicurezza. Un po' di immagini di prima e dopo e come vedete sempre il tema. Questo è l'attraversamento davanti alla scuola, quello più importante è lungo 16 metri con auto parcheggiate, l'abbiamo ridotto a 6 metri. Abbiamo ricavato dello spazio delle sedute, del verde. Ovviamente sempre a basso costo, ci mancherebbe, ma come vedete abbiamo guadagnato molto più spazio delle persone. Quella piazza d'ingresso alla scuola, che era un parcheggio illegale, è diventato il luogo più frequentato in ingresso e uscita da scuola, con i bambini che si ritrovano a giocare. Spazi utilizzati, come vedete. C'era stata un po' di polemica, ma le panchine portano il bivacco. In realtà queste panchine abbiamo dimostrato in 6 mesi che sono state usatissime dagli abitanti del quartiere a giocare a scacchi. Ogni sabato queste persone si ritrovavano a fare la maglia assieme, invece di fare la maglia ognuno a casa propria.
sempre un po' di immagini prima e dopo. Concludo con queste due immagini. Questo è un video dove prima avete visto che c'erano le auto parcheggiate sul marciapiede. Abbiamo semplicemente disegnato questi giochi, cioè semplice colore. Queste immagini che vedete è quello che succede oggi tutte le mattine. Tanto che i professori della scuola ci hanno raccontato che diversi genitori gli hanno detto che i propri figli gli hanno chiesto di essere accompagnati a piedi a scuola perché volevano fare questi giochi, perché i loro compagni lo facevano e loro no. Interventi semplici, ma raccontati, fatti capire, fatti provare, toccare con mano il cambiamento. La signora che il giorno dopo mi viene a dire: architetto, ho dormito con le finestre aperte e non mi succedeva da tempo. Perché? Perché non gli passavano più a 80 all'ora sotto casa, ma gli passavano a 30, e ha toccato con mano quanto conta la riduzione del rumore. E per ultimo, che so che è un video che non si vedrà, ma ve lo racconto, l'ultima slide. Purtroppo sì, il video non va. Questa è una commerciante di questa strada, ha un negozio e racconta come prima su questo marciapiede c'erano le auto parcheggiate. Noi abbiamo allontanato le auto per fare quella fascia verde che vi ho fatto vedere. Lei racconta come diversi cittadini sono passati e gli hanno chiesto quando avesse aperto. E lei è aperta da 3 anni in questa via. Quindi smontando di nuovo un po' le polemiche dei commercianti, anzi dimostra quanto gli avegli dato visibilità, avendo reso la strada più accessibile a tutti gli utenti, non solo all'automobile, averla resa più bella, dove l'anziano si può sedere a fare 2 chiacchiere, a leggere un giornale, ha favorito anche il commercio locale. Questo è il progetto esecutivo che il Comune di Milano ha appena fatto e che realizzerà a breve, appena il tempo ce lo consentirà. Io ho concluso e concludo con il claim della Fondazione Scarponi, che mi piace sempre citare: la strada è di tutti a partire dal più fragile, e vi ringrazio. Grazie caro Matteo, sempre molto entusiasmante, molto appassionante. Dalla pianificazione alle azioni, ma poi le azioni proviamo, scopriamo che ci sarà possibile. Ecco, questa cosa di promuovere il cambiamento, di fare le prove, di cercare il consenso e di trovarlo, perché il tema è, la paura della politica è di perderlo, invece in questo modo si può trovare. Ovviamente non si impartisce da solo, ci vuole un attimo di tempo, ci vuole programmazione, ci vuole condivisione. Se sbagli l'operazione sei fritto, naturalmente, bisogna farla bene, come si dice, no? Ecco, però le cose si possono fare. Questo tuo messaggio è stato fortemente chiaro e fortemente condivisibile, insomma. Ecco, come tempi avremo ancora 2 o 3 minuti, però se qualcuno nel chat vuole fare qualche domanda, abbiamo il tempo. O qualcuno aveva chiesto prima se le slide possono essere disponibili, allora ripeto, c'è la registrazione che penso che si possa trovare già del pomeriggio sul sito del Velgal, e pertanto se qualcuno oggi non ha potuto vederla, può vederla, la può rivedere, la può mandare, può chiedere a suggerire ad altri conoscenti di vederla, insomma, no? Starà lì circa un mese, poi comunque la utilizzeremo, la rilanceremo, eccetera. Chiedo sia a Francesco Vesani che anche a Matteo Nondè di inviarmi anche come si dice, il PDF, così li possiamo far girare. Eccoci, qualche domanda? Qualche secondo? Qualcuno vuole alzare la mano, aprire il microfono, intervenire, 2 o 3 minuti? Sento molto silenzio, ancora 2 minuti, rilancio l'invito. Se non ci sono domande, ci avviamo a chiudere in perfetto tempismo, però con il ricordo dei prossimi incontri. Allora, prossimi incontri, mercoledì 11 novembre, sempre 11 e 13, mobilità ciclistica urbana di area vasta con Francesco Seneci, e poi misurare le attività in corso con Comuni Ciclabili e Valeria Lorenzelli. Ecco, per cui sempre dal globale
al locale e poi anche misurare. Ecco, questa iniziativa di comuni ciclabili permette di confrontare, è già stata attivata da 3 comuni nella grande area dei 22, San Donà, Caorle e Cavallino, no scusate, Jesole e Cavallino, ecco, per cui il comune ciclabile è un modo per autovalutarsi. E poi a proposito di comunicazione, diceva benissimo prima Matteo, a Monaco spendono 1,7 euro a persona per promuovere la mobilità ciclistica. Ecco, avremo il terzo incontro mercoledì 18 novembre, Patrick Kofler, che è il direttore di Helios di Bolzano, ha lavorato molto anche con Net Mobility, per cui è una persona che ormai fa parte del nostro giro di contatti, lo conosciamo sempre quando andiamo a Bolzano con i nostri corsi dell'Università di Verona, ecco, che ci parlerà sia della mobilità urbana ma anche dei nuovi modi di promuovere il cicloturismo in modo semplice. E poi Patrizio Andreatta, invece, coordinatore della PT della Val Sugana, promuovere i territori verso mercati selezionati. Qui scivoliamo sul cicloturismo, ma è una cosa importante, siamo vicini alla costa adriatica, vero, in questi 22 comuni, evidenziando i valori locali e costruendo una comunità entusiasta del proprio territorio. Questa idea della comunità entusiasta del proprio territorio ci fa pensare che quando parliamo dei nostri territori, dovremmo dire che sono, perché lo sono davvero, che sono belli, che sono entusiasmanti, che invitare la gente a venire, non denigrare sempre il nostro territorio. Se il nostro territorio non è bello, dipende anche da noi, che non lo stiamo, come si dice, valorizzando, e non siamo attori per migliorarlo. Ecco, invece Matteo ci ha proprio dimostrato che bisogna essere attori per migliorare il proprio territorio. Ecco, ma non in modo casuale, ma come diceva Francesco Avesani, con una corretta pianificazione, con un'agenda strategica. Ecco, allora io quasi quasi concluderei, vi prego salutateci pure, aprite i microfoni. Ciao a tutti, grazie a Francesco, grazie a Matteo e ci vediamo fra una settimana. Grazie, arrivederci. Un saluto. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a tutti. Saluti. Grazie, buongiorno. Grazie al Vega che ci ha fatto un'assistenza tecnica. Ciao Giancarlo. Buongiorno, arrivederci. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.